Buonasera a tutti, è martedì e come ogni martedì torna Sardegna in gioco, il quiz di Sardegna Rossoblu TV che vi impegna da un punto di vista mentale e culturale per arricchire il vostro bagaglio, ma vi impegna anche nel magari dare risposte che sono legate ad argomenti che non proprio tutti i giorni avete sotto il naso e quindi noi vogliamo stuzzicarvi. Allora buonasera e bentornati per questa sesta puntata che dobbiamo dire è andata sempre in crescita, no? Questa edizione è la prima edizione di Sardegna in gioco, quindi ringraziamo i tanti affezionati che pian piano hanno costruito uno zoccolo duro che ogni appunto martedì alle 21:30 ci seguono, così come ci seguono i nostri sostenitori. Ringraziamo ancora una volta Spirito Sardo e questa sera Welcome to Sardinia. Dopo vi faremo scoprire, oltre ai concorrenti, anche quali saranno i premi, ma forse qualcuno potrebbe anche già aver capito con quello Spirito Sardo cosa ci portiamo dietro da qualche settimana a questa parte e non riusciamo a consegnare nelle mani del vincitore che non ne vuole sapere di vincere questo premio, ma stasera scommettiamo noi su di voi. Abbiamo due concorrenti come ogni settimana, però prima di presentarvi volevo fare i complimenti a tutta la squadra di Sardegna Rossoblu per i numeri importanti a partire dal quinto Moro di Pago la settimana scorsa con uno Sgarbi in grande forma, insomma ha realizzato una puntata eccezionale, ma così come le altre a ovviamente precedere l'appuntamento di Sgarbi, e ce ne saranno ancora importanti di ospiti e di puntate interessanti, quindi vi consiglio subito, vi do questo appuntamento a sabato prossimo alle 19:30 con il quinto Moro, ma anche gli altri colleghi di tutta la settimana, Sofia Carta con Io Bevo Sardo, Cesare Monni con l'agenda Rossoblu, Fabrizio Serra con tutti gli appuntamenti del TG e non solo, 11+1, l'appuntamento per quanto riguarda gli appassionati del Cagliari Calcio e dei giocatori del passato, e tutto quello che in queste settimane ha prodotto questa televisione via web, che è sbarcata sì sul web, ma non solo, perché c'è un giornale cartaceo che vi fa compagnia da qualche giorno, La Voce dei Sardi, quindi anche questo va ad aggiungersi. E allora siamo pronti per conoscere il primo dei due concorrenti di questa sera. Due uomini avremo a giocare con noi, nessuna quota rosa, però magari ci sarà un aiutino lì vicino a questo uomo che può essere femminile, perché prima in diciamo bassa frequenza, o meglio prima di collegarci, prima di entrare in diretta, ho visto che aveva una figlia a fianco, magari potrebbe essere appunto la suggeritrice da casa. Pierluigi Pettinau, eccola, vedi, vedo subito la figlia ma non vedo Pierluigi. C'è l'aiuto da casa, la ragazza come si chiama, che non conosco il nome, visto che siete in due, Laura. Pierluigi. Laura, ciao, buonasera. Quindi sei tu che presenti tuo padre? Sì. Sei tu che giochi o è lui che ti fa, come dire, tu fai da assistente? Giochi tu? Ah, allora bene, allora Laura Pettinau, l'informazione era per Pierluigi Pettinau pensionato, tu non credo sia pensionata, penso tu sia studentessa a questo punto. Cosa studi di bello? Faccio economia e finanza. Economia e finanza, benissimo, quindi ancora impegnata in qualche esame remoto come è stato in tutto questo periodo, oppure in vacanza? No, ancora sotto esame. Cosa hai lì da preparare? Sto preparando diritto privato. Diritto privato, è una robina proprio leggera leggera. Pierluigi, ti fidi ciecamente di tua figlia? Bene, proprio neanche in video, proprio è lì a fianco nascosto per bene. So che sei un ex dipendente della Telecom e adesso ti occupi di fare il nonno a tempo pieno. Sì, confermo. Va bene, ok, la accendiamo. Allora, Laura, visto che hai preso tu lo scettro e sei la protagonista di questa sera, gioca bene per tuo padre, perché in palio per voi c'è una cosa molto bella che vale per i turisti, ma devo dire la verità, vale anche per tutti noi sardi e cagliaritani. Io ho fatto un paio di anni fa una cosa simile con la mia famiglia, cioè girare con il pulmino, quello dei turisti, la città, e vi devo dire che è una cosa meravigliosa, perché scopri e hai un punto di vista totalmente differente rispetto a come la giriamo noi in macchina e sempre di fretta. Quindi questa sera c'è un giro della città, però con quella apigedda Calessino di Welcome to Sardinia, che ancora di più vi farà godere della città di Cagliari in questa estate 2020. Però dovete rispondere bene alle 5 domande come ogni settimana, che sono legate ai nostri 5 argomenti principali: il commercio, la cultura, sport,
gli emigrati e il turismo. L'aiuto da casa ce l'hai, Laura, quindi sfruttalo casomai ci fosse bisogno. Andiamo a cominciare con la tua prima domanda. Sei pronta? Sì. Benissimo, allora andiamo a leggerla in sovraimpressione. Saluto Alessandro Pizzanti che è in regia e come sempre ci coadiuva, è il signor no o il signor sì del caso. Il primo dei quesiti è questo: qual è il nome di almeno uno dei materiali, tutti donati dalla natura, Laura, con cui si realizza il tipico cesto sardo? Ce n'è più di uno, basta uno, il nome di almeno uno di questi materiali. Con cosa si realizza il cesto sardo, quello classico? Posso darvi un aiuto dicendo che ci sono animali che ci dormono su questo materiale. La paglia, tu dici? C'è una tipologia di paglia che è quella specifica per fare questi cesti. Noi siamo pieni di campi di un certo prodotto che coltiviamo, che è anche importante. Ho sentito dire l'aiuto da casa, ho sentito aggiungere qualcosa, Pierluigi. Lo puoi ripetere, Laura? Grano. Quindi se mettiamo insieme quello che hai detto tu a quello che ha detto tuo padre, cosa viene fuori? Il frumento? Tu hai detto no, aspetta. Tu hai detto paglia, lui ha detto grano. Quindi sì. Paglia di? Fieno. Di grano. Fieno. Fieno no, viene fuori paglia di grano, quello che abbiamo detto, lo avete detto. Io poi ho cercato di farvi unire le due cose, ma ho visto che vi ho complicato la vita. Comunque questa è la vostra risposta, poi vedremo se sarà corretta. La seconda domanda, che è legata alla cultura, forse vi tradirà di meno rispetto a questo. Qual è il nome, adesso la leggeremo in sovraimpressione, del territorio nel quale si trova il villaggio nuragico di Sunuragi, insediamento umano risalente all'età nuragica? C'è questo territorio, io ci ho fatto anche una finale di Miss Italia tanti anni fa. Barumini, andiamo oltre, noi prendiamo le risposte, voi non so se ci seguite o ci avete seguito, sapete che non possiamo dare nessun tipo di risposta ad ogni domanda, daremo tutte le risposte una volta compiuto il percorso. Lo sport, la vostra terza domanda. Come sei messa, Laura, sullo sport? Guarda qui. Qual è il nome del velocista italiano di origine sarda? Questo è facile, è proprio attuale. Primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9 secondi e 99. Primo italiano, tra l'altro, a scendere sotto i 10 secondi sulla distanza. Allora, lo so perché ho seguito. Ragionate perché è uno di quei personaggi proprio dell'atletica del Nord Sardegna, tra l'altro, Nord Sardegna, che a livello proprio mondiale fa pubblicità su pubblicità, insomma lo hanno preso anche come testimonial, è proprio attualissimo. Lo conosco, però non mi viene il nome. Se non vi viene la possiamo un attimo mettere da parte, intanto andiamo a leggere la domanda degli emigrati. Ok. Nel frattempo l'aiuto da casa può cercare di indagare. Andiamo alla domanda sugli emigrati. Qual è il nome dell'uomo politico fondatore del Partito Comunista Italiano, nato ad Ales, provincia di Oristano, che ha scritto le lettere al carcere e i quaderni? Questa è roba proprio che, Laura, non puoi non ricordare chi scrisse quelle lettere dal carcere, no? Allora, vediamo. Io qui non posso darvi una mano perché è veramente uno dei personaggi più famosi in Sardegna. La risposta io l'ho sentita, ma te la faccio scandire. Andiamo all'ultima domanda. Sì, no, certo, te la faccio scandire nel senso che te la faccio ripetere, non fare lo spelling proprio. Comunque hai fatto bene. Mi piace, GR. Vabbè, allora, turismo, l'ultima domanda e poi però dobbiamo recuperare lo sport. Qual è il nome delle grotte più importanti della Sardegna che si trovano ad Alghero e sono dedicate al dio del mare, il famoso dio del mare? Ciao, sono il dio del mare, quindi sono le grotte di... Nettuno.
ti può giudicare nemmeno tu, o meglio, in realtà mi può giudicare, ma in realtà era per te. Abbiamo l'ultima domanda, poi andremo a vedere cosa è accaduto in queste 4 più la quinta, quindi siamo di nuovo sulla domanda dello sport, qui dal mio trono, da dove ormai mi sono piazzato, diciamo, da svariate settimane, almeno 3 con questa, dall'alto del mio trono vado a ripetervi questa domanda, che sono convinto che chi ci sta seguendo da casa, e tra l'altro fatemi salutare anche il paradiso chiamato Sardegna, questo gruppo Facebook che so che è collegato e ci sta seguendo, e sono anche convinto che avranno già risposto loro e saranno lì a dire: Laura, mannaggia Laura, Pierluigi, qual è il nome del velocista italiano di origine sarda, primatista nazionale dei 100 piani con il tempo di 9,99, primo italiano a scendere sotto i 10 secondi sulla distanza? Filippo Tortu. Andiamo a vedere il riepilogo allora di queste 5 domande e il percorso di Laura Pettinau e Pierluigi, che è a fianco, che è il padre. In realtà doveva essere lui il concorrente di oggi, ma giustamente Laura, essendo più giovane e smart, ha detto: sai che c'è, spostati a Gonzo, spostati, devi fare il nonno, tu fai il nonno. Ma il nonno cioè il nipote è figlio tuo? No, perché sei troppo No, è di giovane, mio no? fratello. No, Piccolina di tuo ancora. fratello. Quindi tuo fratello quanti anni ha? 38. Ci stai pensando troppo? Sei sicura che sia tuo fratello? Facendo un Ci hai calcolo pensato veloce. con un po'. Va bene, va bene. Allora, siete 2 soli. Quanti anni hanno di differenza? Scusa che l'ho 19. perso. Abbiamo 19 anni di differenza. 19 anni. Vabbè, tu 21, caspita, certo, wow. Sì. Allora, vediamo un po' com'è andata e se questo giro da turisti a Cagliari attraverso Welcome to Sardinia sarà vostro oppure no. Abbiamo iniziato con questa domanda con il nome di almeno uno dei materiali tutti donati dalla natura con cui si realizza il tipico cesto sardo. Tu hai detto paglia, tuo padre ha aggiunto grano, paglia di grano o asfodelo o giunco o raffia. Questi sono i materiali con i quali si fanno i cesti sardi, ma bastava uno, quindi bravi, giusto, paglia di grano. La seconda domanda sulla cultura, vi abbiamo chiesto qual è il nome del territorio nel quale si trova il villaggio nuragico di Sunuragi, insediamento umano risalente all'età nuragica, e mi avete detto Barumini, in collaborazione, questa è più di Pierluigi che di Laura, ma ci sta. Lo sport è la domanda sulla quale abbiamo dovuto spendere qualche minuto in più, quella appunto che è legata al velocista italiano di origine sarda, primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9,99, primo italiano a scendere sotto i 10. Beh, avete detto Filippo Tortu dopo averci pensato e averci ragionato, la risposta è esatta. Mancano 2 risposte al raggiungimento dell'obiettivo e a questo vostro tuo padre o tuo padre e tua madre, non lo so chi ci andrà poi, tuo fratello, sua moglie, a chi lo girerete. Sì, esatto. no, beh, d'altronde adesso sono il valore del giro è di almeno 6 milioni di euro, quindi state attenti a chi appunto lo darete, la cifra è importante. Emigrati, abbiamo chiesto qual è il nome dell'uomo politico, fondatore del Partito Comunista Italiano, nato ad Ales, provincia di Oristano, che ha scritto lettere dal carcere e i quaderni. Dopo un po' di riflessioni hai detto Gramsci, sapresti aggiungere anche il nome, giusto così tanto per? Antonio. Oltre Gramsci, Antonio, sì, quello lì, Antonio Gramsci, esattamente. Chiudiamo con l'ultima domanda legata al turismo, forse la più facile: qual è il nome delle grotte più importanti della Sardegna che si trovano ad Alghero e sono dedicate al dio del mare? E il dio del mare proprio recita come la canzone: Nettuno, Nettuno, ti giuro, nemmeno il destino ci può separare da questo viaggio giro in calessino offerto da Welcome to Sardinia. Brava Laura, bravo Pierluigi. Adesso sì che sarete soddisfatti, ma grazie a voi e grazie che arriva anche da Sardegna Rosso Blu TV per aver giocato con noi e aver arricchito il pubblico, compreso appunto i ragazzi, gruppo Facebook Il Paradiso chiamato Sardegna, di qualche nozione in più, quindi complimenti davvero. Un abbraccio forte, ciao, buon divertimento, buona gita. Ciao. Grazie mille. Ciao, arrivederci, ciao. Ce l'abbiamo fatto, grazie mille, grazie a voi, l'abbiamo segata, tagliata lì sul, grazie, invece l'abbiamo captato. Comunque siamo contenti soprattutto di aver
appena consegnato tra le mani questo premio, bel premio offerto da Welcome to Sardinia, che era il primo per i 2 concorrenti. Il secondo è quello che ci teniamo tra le mani da 3 settimane. Allora vediamo se il secondo concorrente, anche lui maschio, se non ci presenta una figlia o qualcosa. Non lo abbiamo ancora, mi dicono dalla regia, e quindi si sta collegando. Tra l'altro anticipo che è un tifosissimo del Cagliari, ma è anche un agente della Forestale di Lanusei. E allora approfitto anche per fare questa riflessione, soprattutto oggi, in una giornata direi devastante per quanto riguarda gli incendi in Sardegna, perché ce ne sono stati 29, 4 dei quali hanno avuto bisogno dell'intervento dei mezzi aerei. Ai noi questa brutta abitudine ogni anno si ripresenta come le tasse, che non sono una brutta abitudine, però danno a tutti un po' di fastidio in effetti, solo che le tasse sono quella cosa che pagandole in teoria uno si garantisce dei servizi, però anche qui potremmo discuterne ampiamente, ma non è il luogo né tantomeno la sede. Però i piromani dolosi soprattutto sono sempre nella lista delle cose da mettere in conto durante l'estate. Non prevedevamo una pandemia, ma prevedevamo sarebbero tornati questi imbecilli, se posso, perché quelli soprattutto che appiccano volontariamente sono proprio stupidi, perché stanno distruggendo ciò sul quale noi camminiamo, viviamo e insomma abbiamo come patrimonio una macchia mediterranea e non solo. Poi i fini possono essere i più disparati, solitamente c'è sempre il dio non Nettuno delle grotte di Nettuno, ma il dio denaro, e quindi ai noi vale il essere così temerari? Boh, non lo so, forse ci vorrebbero pene più severe, però questo è quanto. Nel frattempo, giovedì alle 19:30 vi ricordo l'appuntamento con l'agenda rosso-blu, quindi gli eventi e tutto quello che ruota intorno a una Sardegna sicuramente che sta cercando di mettere in moto un motore sociale, che è quello dello stare insieme attraverso serate che ancora non decollano, nonostante qualcuno in giro per l'Italia ci stia provando anche a violare, a parte che violare le regole sul tema Covid, credo quello tutti, cioè ne hanno fatte talmente tante che forse mezza la stanno rispettando, ma da un punto di vista delle discoteche sapete, no, che è stato tutto spostato a fine luglio, il tentativo di ripartire, anche seppur con i 2 metri famosi di distanza, che direi sono quelli che non permetterebbero in teoria di andare a ballare, ma contravvenendo queste regole Andrea Damante lo ha fatto. 2000 fan, per lo più donne impazzite e soprattutto assiepate in questa discoteca, credo Teramo, ma non ricordo bene la località. La genialata è postare un selfone di lui alle spalle il pubblico e la console, di lui bello tronfio che dice adesso vi faccio ballare tutti quanti. Bene, il locale gliel'hanno chiuso per 5 giorni, anche se forse non è stato proprio qualcosa che li ha destabilizzati, perché già nei prossimi giorni so che c'è un'altra data di un altro DJ molto famoso, che è Albertino, che è tra l'altro un amico che saluto con grande affetto, e quindi siamo così in una fase di confusione generale. In Sardegna stiamo rispettando tutte le regole, tant'è che noi che facciamo questo mestiere, anche la discoteca, non stiamo lavorando per niente. Nel frattempo non riesce a collegarsi il secondo concorrente e ancora un minuto mi dicono dalla regia di aspettare, allora prendo lo spunto per ricordarvi che abbiamo ancora 2 puntate di Sardegna in gioco, 8 in tutto, che c'è una mail alla quale potete iscrivervi ed è info@sardegnarosoblu.it, lasciare il vostro nome e cognome, qualche curiosità, il mestiere che fate, e poi il resto lo facciamo noi, al resto ci pensiamo noi. Comunque secondo me è la maledizione del mirto e limoncello, possiamo dirla così. Potrebbe arrivare Johnny Depp da un momento all'altro a proposito di la maledizione del mirto e limoncello, e non vogliono portarselo a casa, cioè nessuno, o perché sbagli la risposta o perché non riesci nel collegamento, perché questi marchingegni meravigliosi che stiamo utilizzando da mesi ormai saranno straordinari, però vi assicuro anche in altre sedi fanno dannare, fanno appunto penare. Quando la linea non vuole prendere, non prende, o forse quando hai una tariffa o un contratto basso, cioè devi rinnovare, cioè devi fare un contratto di quelli che ti spara dentro i trilioni di giga,
la mega fibra e quant'altro. Vabbè, comunque non ci perderemo d'animo, ci dispiace ovviamente per Attilio, magari lo recupereremo la settimana prossima, anche perché mancano ormai 9 minuti alle 22 e non avendo altro concorrente pronto, perché 2 sono, e non avendo previsto di non poter giocare con Attilio, forse chiudiamo qualche minuto prima. Va bene, lo chiedono e lo dicono anche dalla regia, quindi vi ringrazio, è stato rapido, intenso, veloce ma comunque interessante. Abbiamo appunto premiato Laura e Pierluigi Pettinau, almeno loro hanno giocato e risposto bene a tutte le 5 domande che vi aspetteranno anche fra 7 giorni, sempre qui su Sardegna Rossoblu TV alle 21:30 all'interno appunto di Sardegna in Gioco. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi del gruppo Facebook Il Paradiso, chiamato Sardegna, ma del resto è un gruppo che ha un nome che è una realtà, proprio una verità. Siamo in un paradiso terrestre. Buonanotte a tutti, buon proseguimento di settimana e mi raccomando rimanete su Sardegna Rossoblu TV.